Allora, datemi solo 2 secondi e sono subito da voi. Allora, salve a tutti quanti, salve, come va? Va bene? Come va? Allora, eccoci qua ragazzi. Oh, e quanti ne siamo? Oh, e quanti ne siete? Oh, alla faccia, oh. Guardate, guardate, quanti ne siete? Allora, statemi. Allora, ecco qua. Già avete capito, bene, già avete capito di quello che vi voglio dire, già avete capito tutto, quindi è inutile che ve lo dico, o no? O ve lo devo dire? Dicetemi voi, ve la già dice o no? Sposto questo per sceglierlo perché se no dà fastidio. Lo mettiamo qua, ecco qua. Ve lo devo dire allora? Abbiamo capito, ok. Ah, voglio niente, come vedete ho aperto un nuovo canale YouTube dove aspettate, facciamo bere. Dove voglio farò dei vlog, dici, che fai? Metti a fare a maniera, cioè che la fa, che la fa? Farò dei vlog, perché fino a mo' comunque le persone che mi seguono su questo canale qua hanno conosciuto a Carolina, cioè sapevano a Carolina che fa ridere e tutte cose, però non conoscono a me, ok? Quindi in questo nuovo canale che si chiama Carmine Migliaccio Vlog e vi lascio il link, datemi solo 2 secondi perché non riesco a capire un quarzo, aspettate, voglio capire un attimo, ecco qua. Però non mi ha aggiornato ancora l'immagine, non ci facciamo caso, non fa niente, non mi ha aggiornato ancora l'immagine. Allora, vi lascio il link qua, non mi fa mettere, eccolo qua, approfittatene e andate ad iscrivervi, che ora vediamo in live gli iscritti che aumentano. Voglio arrivare a 1000 entro questa live, ok? Live count YouTube, aspettate un attimo, vediamo un po'. Porca troia, datemi solo 2 secondi. Non mi trovo. Perché tieni corona? E porca troia. Boh sì, non so che esce di Zaretta. Mannaggia la miseria. No, non esce, fatemi provare a fare un attimo così, non vi preoccupate, esci, no. Vediamo stupidebbi, eccolo qua, allora, 151 iscritti, già 151 iscritti, vai giù, che state dicendo, vai giù, cioè veramente stiamo facendo, cioè veramente facciamo, vai giù, già ne siamo così tanti, facendo copiare tutto il link che poi lo devo mettere. Allora, in questo io mo vi spiego. Questo canale qua, voi vedrete tutta la mia vita, cioè vedrete tutte quelle che faccio. Allora, farò dei video in cui spiegherò come ho fatto ad ottenere questo canale YouTube, come ho fatto a fare tantissimi iscritti, come ho fatto a fare tutto quello che voi già sapete, no? E mi stanno dando in notifica tutte cose. Quindi vi darò magari dei consigli a chi vuole intraprendere questa strada. Vi parlerò della mia vita personale, vi farò vedere quello che faccio poi tutti i giorni, quello che faccio prima di fare un video, durante un video, quando scrivo un video, quando... Cioè, vi farò vedere proprio tutto. Nei miei video non avete mai visto mio padre, mia mamma, mia sorella, ogni tanto quando è capitato. E quindi non sapete quasi niente, no? Diciamo, proprio di me. E con questo canale io voglio fare in modo che
voi dovete sapere quasi tutto di me. Non dico tutte cose, non vi dico quando vado a fu pipì, però vi dico quasi tutto della mia vita e voglio condividere tutto quanto con voi. Quando scriviamo un video, quando lo progettiamo, quando lo prepariamo. Quindi in questo canale cioè, saprete pure un qualcosina dei video nuovi che poi usciranno sull'altro canale, cioè che su canale Carmine Migliaccio normale, e tante altre cose, cioè veramente tante. Io mo non mi esce il canale su YouTube perché ha pochi iscritti ancora. Io vi lascio il link qua, ecco qua. Vi sto mettendo il link nella chat. Non so se vi fa cliccare, penso di sì. Quindi sì, Carla, ci saranno comunque anteprime. Ti voglio mettere un attimo moderatrice qua. Aspetta. Ok. Ci saranno. Mamma mia, che? Oggi voglio arrivare a 1000 entro stasera. Perché io non vi voglio dire bugie. Non so se. Aspetta, non voglio fare guai. Voglio far vedere cosa ho comprato. Vi posso far vedere cosa ho comprato perché c'è tempo che le che faccio, no? A sera ho speso 350 euro. Solo per dirvi. Perché a fammi si vede qualcosa. Penso che non si vede niente. Di che. Allora, ho comprato questa qua. Ecco qua. Ho speso 334 euro e ho comprato subito questa fotocamera per fare i vlog. Appena mi è venuta questa idea, ho detto no, io voglio fare. Lo voglio fare e voglio vedere la gente che ne pensa. A volte mi fai paura quando urli. Grazie mille a tutti quanti che stai scendendo. Mi sono comprato sto coso, sta fotocamera, perché ho detto no, io da domani voglio iniziare. Infatti domani già mi arriva e voglio iniziare già a fare i vlog e tutte cose. Poi un'altra cosa ancora. Quando vedrete un nuovo video su questo canale qua che è Carmine Migliaccio, vedrete sicuramente il backstage o un qualcosa pre-video, quindi un qualcosa del backstage di quel video là su questo canale Carmine Migliaccio Vlog, ok? Quindi è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa, vedrete tantissime altre cose che non vedete su questo canale qua. Aspettate, voglio ancora lasciare il link nella chat in modo tale che potete cliccare. Vediamo se arriviamo a 1000 iscritti entro stasera, vai, vediamo un po'. Vi sto lasciando il link. Allora, prima di tutto voglio sapere una cosa da voi. Cosa ne pensate di questa cosa? Vai, cerco di leggere i commenti. Poi sarete voi a darmi delle idee, ok? Maronna mia, va giù, che mi esagerato, ma siete esagerati, siete proprio incredibili, va giù. Cioè, grazie mille a tutti quanti, cioè siete proprio. Va giù. Mamma mia. Bella idea, ci sta, bella idea, bella idea. Asset Fox, mi piace, una cosa bella. Te lasciate Carolina, una geletta buona. Bomba, c'è sta un'idea fantastica. Routine, ma i video di Carolina li fai sempre. E certo, sempre, anzi, secondo me farò più video. Io penso che è una bella idea, una bella idea. Poi cosa vi volevo chiedere? Vi volevo chiedere, Maggi scudata. Grazie mille Monster, grazie mille per la donazione, grazie di cuore. Allora io in quello che faccio, no? Questo che mi vedete di fare, ci sono moltissime persone che fanno perché sono conosciute, allora vanno sulla popolarità, no? Loro ci interessa la popolarità, ci interessa i soldi e tutti questi fatti qua. Io non dico che a me non mi interessano i soldi, perché questo è il mio lavoro. Però voglio a me una cosa che mi fa sta proprio bene, mi fa sta proprio bello, cioè io vivo proprio bene, perché questo, cioè, questa qua che vedete che io faccio, cioè, che sta passione a me, cioè a me mi piace proprio i video, mo ad esempio sto fatto del nuovo canale, io mo sto tutto euforico, perché mi piace pure ripartire da zero e fare tutt'altro, fare altre cose, è bello, voglio che cazzo. Intanto vi lascio sempre il link del nuovo canale qua nella chat, perché se andate a cercarlo secondo me non lo trovate, perché non ci sono video e cose varie. Domani che mi arriva la fotocamera, farò già il primo video sicuramente, e quindi vi parlerò inizialmente di me, perché tantissime persone ad esempio non sanno che io vivo da solo, non sanno perché io vivo da solo.
tanti altri cazzi me non li sapete. E questo canale è proprio Carmeniel, è proprio Carmeniel così, capito? Allora, mi fare un vlog anche su una tua giornata tipo? Sì, 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 Alessandro, io farò tutto, farò di tutto. Eppure una cosa per tenermi proprio in compagnia, voglio, perché comunque vivo da solo, Raffaele poi dalla mattina fino alla sera non c'è. Quindi sto da solo a casa, no? E almeno che non ho spettacoli da fare, sto su lì. Quindi un vlog mi tiene compagnia, cioè vi racconto cose, facciamo cose. Pariamo, pariamo comunque. Vlog in palestra, bravo Vitto. Dato che comunque faccio palestra e sto iniziando comunque un percorso, voglio che io ci ho sempre sofferto per fisica mia, perché ci ho sempre sofferto. E quindi ho sempre voluto un fisico, non dico perfetto, ma un fisico che piace, che da piace, ma soprattutto che da piace a me. E allora ho deciso di iscrivermi in palestra. E sta funzionando, piano piano sta funzionando. E queste cose, comunque è bello se le faccio vedere in un video, no? Tutti i sacrifici che comunque uno fa per raggiungere un obiettivo. Ed è importante. Magari posso spronare qualcun'altra agli a palestra e tutte queste cose qua. D'oggi un po' cambiamo caro diario, ok? Vlog ad un evento, quando vado a fare spettacoli alle feste private, tipo tutte queste cose qua. Cioè, sono cose che comunque posso fare e voi magari potete farvi un'idea di com'è la vita di chi fa questo lavoro qua, no? Non dico dello youtuber perché solo io e Raffaele come youtuber facciamo spettacoli dal vivo, tra virgolette, facciamo proprio spettacoli. Il resto fanno i firmacopie, fanno un libro, si fanno solo per foto e niente. Il nostro lavoro è improntato sul fatto di far ridere e non è facile oggigiorno a far ridere. Quindi quando andiamo a fare uno spettacolo noi dobbiamo far ridere. Ogni volta ci ritroviamo davanti persone o che non ci conoscono, o che non ridono, o che l'hanno fa ridere comunque in qualche modo. E quindi non è semplice. Allora, se lo sapevo dal 2016 e mi mettevo in mente le tue battute ancora oggi, le ricordo, grazie di tutto. Ciao Arianna, grazie mille. Allora, volete farmi voi qualche domanda? Fatemi voi qualche domanda. Vai, vediamo un po'. Nel frattempo voglio arrivare a 1000 iscritti, voglio 1000 iscritti entro stasera. Facetemi contenti, vediamo se ce la facciamo. Ok? Magari farò anche live, però live di un certo tipo, magari mentre faccio un qualcosa, mentre cucino, cioè perché ve l'ho detto io, comunque abito da solo mo. Quindi posso fare una live mentre sto cucinando, una live mentre sto facendo i servizi, ma non lo so. Cioè, ci inventiamo le cose e pariamo, pariamo. Allora, fatemi voi delle domande, ok? Oggi sei lasciato con Sara? Sì, mi sono lasciato. Prima dello youtuber avevi pensato o hai fatto di fare qualche altro lavoro? No, Anna, io facevo assistenza computer prima di questo e lavoravo con mio padre. Però mi è sempre piaciuto fare lo youtuber, sempre. Perché creo un nuovo canale? Cristian, perché a me non piace la monotonia. Io su questo canale qua, il principale, sono arrivato a tantissimi iscritti, non me l'avessi mai immaginato. E ripartire da zero per me è come un altro obiettivo, è come una nuova rinascita, no? Cioè, ho davanti altre cose da fare, altre idee, altri sfoghi, altre cose. E quindi è come se mi rimetto di nuovo alla prova, no? Con quest'altro canale. E per me è così, giù, a me non mi piace le cose fatte buone, io me la già surà, a me mi piace surà, una cosa. Allora, che PC hai? Alessandro, processore i7 8700K, scheda video 1060 Ti, mi ricordo. Scheda madre non mi ricordo proprio. 370Z, non mi ricordo di che cosa, non mi ricordo proprio. Poi 16 giga di RAM, niente, monitor, mouse e tastiera. Sta giocando intanto. Continuerò sempre a fare Carolina, sempre, non vi preoccupate. Vi voglio leggere. Poi hai tre canali, questo, quello che hai fatto e poi Carolina Gamer ce la fai? Ce la faccio perché questo è abbinato a questo qua principale. Perché quando faccio un nuovo video qua automaticamente mi ritrovo un nuovo video anche su Carmine Emilia Vlog. Carolina Gamer è un canale dove io faccio la maggior parte solo live, quindi
tipo la sera, quando ho finito di fare i video e tutto, posso fare una live. Allora, vi rilascio il link del nuovo canale, ve lo metto nella chat, perché se lo cercate per niente non lo trovate, non vi esce. Ho 3 canali, ragazzi, in tutto ho 3 canali. C'è Carmine Migliaccio normale, Carmine Migliaccio vlog e Carolina Gamer, che parla di mamma mia, voglio, comunque siete esagerati. Siete proprio esagerati, voglio. Anche challenge, sì, anche challenge, sì. Però non ci sarà Carolina. Cioè, io non starò vestito da Carolina in questo Carmine Miaccio vlog. Almeno che non sarà un backstage di qualche video, ok? Perché non vedrete Carolina, vedrete chi c'è sotto la parrucca, praticamente, vai giù. Perché a Carolina la conoscete. Ogni tanto vi lascio sempre il link, eh. Faccio i vlog pure un po' pucesse, sì. Avevo pensato di fare qualche prank vestito da Samare, come ci ho pensato, però è passato di modo. Dai che siamo a 600, vediamo se riusciamo ad arrivare a 1000, voglio, è un po' difficile, però. Farò vlog da casa mia, sì, è normale. Allora, voglio, avete presente i vlog di Sara? Simili, ok? Una cosa simile, però io voglio fare ancora altro, cioè voglio fare tante chili cose. Conoscerete mio padre, conoscerete mia madre, conoscerete tutto, cioè tutto proprio della mia vita. Vi farò proprio entrare nella mia vita e vi farò capire la mia vita cos'è, chi è, che fa, cioè, capite? Tutte cose, tutto. Allora, ma vivi da solo? Cosa è successo? Ecco qua, tante persone non sanno perché io vivo da solo. Quindi automaticamente in questo canale io posso riuscire a farvi capire tutto, no? Comunque, per chi non lo sa, io convivevo con Sara, ero fidanzato, convivevo e poi mi sono lasciato. E questo è. Sono in buoni rapporti con Sara, sì. Sono troppo contenta che hai aperto questo canale. Mi fa piacere, Marina, mi fa piacere. L'importante, cioè, vi dovete iscrivere semplicemente se volete vedere i video e attivare la campanella perché poi, se no, non vi arriva notifica quando io carico un video. Che se- è faticoso vivere da solo. Io ti dico la verità, non faticoso no. Io sto bene. Ovviamente sa una servizi, sa da cucinare, tutte queste cose qua. Io la maggior parte mangio fuori. Mangio fuori e capita che comunque metto a cucinare e cucinare a casa come ieri, però la maggior parte delle volte mangio fuori. Per i servizi e queste cose qua io non sono adatto, io non so ci fa niente. Quindi automaticamente c'è mia zia che io pago e mi viene a fare questi servizi, quindi questo è. C'è il diluvio anche da me. Sì, Elias, anche da me. Stanno burdelle esagerate. Se ne è chiusa la corrente prima, ma ha staccato internet, per creare un canale. Io sto sempre presente, grandissimo. Allora, la domenica cucini tu o vai al ristorante? La domenica di solito, tipo oggi sono andato, ho mangiato qua con Raffaele, però di solito mangio fuori. Aiù, sta crescendo in un modo esagerato, aiù, veramente esagerato. Incredibile, veramente. No, Diego, io abito a Giuliano, sono di Giuliano. Vlog con Ciruzzo, sì, è normale. Poi non, allora, voi non avete idea. Ok, non me lo metto in descrizione il link del canale, aspettate. Aspettate. L'ho messo, ragazzi. Dovrete vederlo a breve. Nella descrizione trovate il link del canale. Voi non avete idea delle cose che succedono a casa mia. Perché poi arriva pure il momento dove dormiamo tipo 4-5 di noi a casa e non tengo i posti per fare un mia gente. Tipo che caruso, bella e buono troviamo in terra a dormire che lenzola in terra a dormire. Quindi nei vlog posso farvi vedere delle cose voglio che voi non riuscite nemmeno a immaginare. Gli animali, quando sono capitati che stavano una certa comunque ci hanno cagata sotto, abbiamo fatto le live su Instagram. Però vedete, cioè, non tengo salvato purtroppo queste cose, questi momenti. C'era una lucertola azzeccata sotto il soffitto e se mi è Nicola, un mio amico, chi mi segue su Instagram lo conosce, è che la lucertola l'abbiamo chiamata Sofia.
Perché oggi è stato una settimana a casa nostra sotto il soffitto e non si muoveva. Una sera ci sfastriamo, pigliamo la mazza per muovere e se ne fuieva, careva, se ne fuieva e noi a fuia appresso a essa, comunque un bordello. Quindi comunque succedono tanti che lì cose. Sofia si chiamava, Sofia. Ecco che Manuele Titone dice Nicola a capocchia. Ogni volta che dicono Nicola si dice la capocchia. Carmine, sei nato lo stesso giorno del tuo compleanno, vero? Pensandoci buona sì. Ti piace far divertire la gente? Sì, Emanuele. Sì, Emanuela. Mi piace. Bevo un poco di Ice Red dell'MD, ragazzi. Faccio i vlog quando vado a fare spese. Cioè, non avete idea. Fare altri video con Ciruzzo, certo. Su quel canale spiega i fatti. La scuola che hai fatto su Instagram quella... No, non ho capito niente, cago. Cago tantissimo, non ho capito niente. Il link sta nella descrizione, ragazzi. Allora, mi ricordo di Sofia, stavo anche io vedendo la live su Instagram. Ma roba, che rasato, vero? Che rasato. Nicola zumbava coppa alla tavola, si metteva a paura. Ciao Chicca. Sei puzzolano? No, sono giulianese. Il tuo computer supporta tutti i giochi? Sì, Cree, sì. Mm-hmm. Io sto vedendo di leggere qualche domanda, qualche cosa. Me lo ricordo quella diretta di Sofia. Noi ci siamo divertiti. Però non la tengo salvato, guardate, c'è un mannaggia, c'è pezzo. Yeah. Non tengo salvato che la diretta che... Porca troia. Come posso fare per diventare un youtuber famoso come te? Non deve interessarti diventare famoso. Ti deve interessare che fare lo youtuber ti piace. Se ti piace fare lo youtuber, fidati che tu ci riesci. Non hai bisogno nemmeno che uno tu dice. Già il fatto che comunque ti piace può farti arrivare ad un buon punto. Quindi poi ci va pure un po' di culo, sicuramente. Però comunque la cosa importante non è diventare famosi. La cosa importante è che dà da piacere. Cammina Giuliano, la più bella ieri sera ti ho salutato ma tu non eri cambiato. Dove, Raffaele? Ieri sera. Arrostiva ieri sera? Non mi ricordo. Sono femmina, questo è terra di mio papà, ma io ti amo. Grazie. Ma chi hai chiamato Chicca? Chicca ho chiamato una ragazza che ha commentato. Chicca onesto. Ecco la nostra Jessie Gamer. Che significa si young a cucciola? Si young a cucciola. Young vuol dire si scema, young, quasi tutto young, si young. Si young a cucciola proprio, vabbè. Sul termine che uso Luca. Oggi arriviamo a 1000. Arriviamo. Allora io già preparo la canzone We Are the Champions. Ok? Non la posso mettere, porca troia. Perché sui copyright viola. Non la posso mettere. Ah, boh, vai, mettiamo nel frattempo la parodia di Luca Sierra e Raffaele Pazzo. Questa qua voglio è fenomenale. Aspettate, devo mettere l'audio. Porca zuzza, ecco qua. Vorrei chiedere a Alberto, un meccanico mio, se non sta ancora aperto. Perché la macchina è strana, fa troppi rumori e non riesco a capire. Tu mi chiedi un passaggio Raffaele, ti rispondo si viene con me. C'è sto rischio che cari in mani, ma prima te voglio avvertire. Dimmi se fine caivana, Baglianugiana che è meglio così. Dimmi che il primo ricordo di te è questa macchina che non camminava. Faceva un suono strano già secondigliana. E con meccanica fumo tra casa Vadore Arzana. Sincerimana per una vera fortuna. Forse si è rotto pure l'ammortizzatore. Tora, vienici a prendere sta ma fraola. Ola, stiamo zombando con mio ciglianola. Era meglio si pigliava bicicletta, invece stacca con te.
Prima che non sono che cannolette, già non bevo niente che zubato uno spicchietto, ma stare senza come farò. Se bucate pure a roda, go Era bella la meccanico, vai giù. la macchina non mi affitta, che sto pavanno ancora cambia. Cosa ne pensi se usciamo e pigliamo pullman? Yeah, yeah. Dimmi se fine Caivana vai Gianugiana che è meglio così. Dimmi che Arriviamo a 1000 ragazzi, a 1000, dobbiamo arrivare a 1000. Il link nella descrizione lo trovate. Faceva un suono strano già secondigliana. Cacciava fumo tra Salvatore e Arzana. Sinceri mana per una vera fortuna. Forse si è rotto pure l'ammortizzatore. Tora, vieni a prendere stamma fra ola. Stamma zumbando come uccidianola. Era meglio si pigliava bicicletta. Invece stacca con te. Non ci pensare dai figli stu crick. Non sta nervoso, già stai kinetic. Non frena manca, sarà ne pastic. Butto un poco che ti fai più sick. Non sto tranquillo, sarà che mi sbaglio. Sento che puzzi a frizione che squaglia. Ti rassegna questa notte noi restiamo qui. Non camminava quando è catacagna che sta macchina di merda. Allora ragazzi, se arriviamo a 1000 iscritti vi faccio ascoltare un pezzettino piccolo del nuovo litigio rap tra Carolina e la signora Carmela. Ok? Però dobbiamo arrivare a 1000 iscritti su Carmine Migliaccio Vlog. Trovate il link nella descrizione qua di questa live. Ok? Vi faccio, c'è un messaggio vocale che gliel'ho fatta sentire a Luca Sepe e vi faccio ascoltare un pezzettino pure a voi. Solo a voi che state in live, quindi siete voi fortunati. Però dobbiamo arrivare a 1000, se non arriviamo a 1000 non se ne fa niente. Ok? Se di Licola, no, Giuliano. Ce l'ho qua su WhatsApp, ho mandato, oggi ho finito di scrivere di Rap e ho mandato la registrazione a Luca Sepe. Parte Carolina con la parte incazzosa. Ma arriva a 1000, se no non ve lo faccio sentire io. Parla di Carolina che va dal dottore e incontra la signora Carmela, che sarebbe Luca Sepe, e là nasce un litigio, poi capirete perché nasce questo litigio. Ci dai il tuo numero? Non posso darvi il mio numero, Luca, come faccio? Hai mai fatto il meccanico? No, però da che lo video mi sono trovato buono, dici, sei bella assai. Mi piacciono l'olivo, sono buono olivo, sono buono olivo. Cammina, c'è Diego, sto fallo mod. Oh Gesù, ok, fatto. Quando è catacagna che sta macchina di merda, arriviamo a 1000 iscritti. Nel tuo nuovo canale farai il tour della tua stanza, tutto, farò di tutto ragazzi. Veramente farò proprio di tutto. Poi sarete voi a darmi pure delle idee, no? Di quello che posso fare, di quello che volete vedere. Mettiamo un'altra parodia. Guarda, questa è... Io non sopporto più questo calore. Di solito io non sudo, sto tutto surato, si è rotto condizionatore e non tengo ventilatore. La gente scende per baccoli, camicie aperte e ai piedi gli zoccoli. Cerco un ventaglio a signora e mi dice ma te ne vuoi? No, chi sti sordi che spese gelate mi cise. Oh. Io non so quello che vuoi ma mo dice però. Oh ma non mi dà grasso cremine se scioglio croccante ti piace. Oh no. Dai, altri 200 iscritti ragazzi. Molto troppe camaldoli, raga per monte papagoli, e mi rinfresca la bocca e il cuore. Calippo, su cantami con miracoli, supero tutti gli ostacoli, e mi rinfresca la bocca e il cuore. E mi rinfresca la bocca e il cuore. Calippo.
Calippo. Na 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 na. Dai ragazzi, 200 iscritti. Calippo. Mi nascondo dietro un cucciolone, almeno io mi rinfresco così. Mi dicevi prendi un freddolone, non mangiare quella roba lì. Io la mangio anche se fuori piove. Preferenze. Questo mi piace oggi, ma questo mi piace assai. Questo mi piace assai. Uè, sta pusando. Prima che la capo, non maccineremo. 8:22, vai. Piovere stasera, si ferie, ci credo, una birra, un bicchiere, massaggio mi pira. Non mi fai in fretta, prima che avevi. Lo sto dicendo in tutte maniere. Rindo traffichi, non mi Grazie alle persone che si stanno iscrivendo. Ma stonga a casa mia. E sei proprio un uomo di niente, ai 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 ai. Si parla e tu non mi senti, ai 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 ai. Stai a casa una settimana, Un coppo di vana, voglio mare. e invece tu paro bebè. Vi ricordo che se arriviamo a 1000 iscritti farò ascoltare una piccola parte del nuovo litigio rap tra Carolina e la signora Carmela. Mamma mia. Vire guaglione di fronte, Loro in estate cagnano colore, tutta appicciata al sole. tu hai provato una provocatore tu, ma perché non vuoi amare con Sei me? sempre tu che mi paro bebè. E sei proprio un uomo di niente, ai 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 ai. Io parlo e tu non mi senti, ai 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 ai. Stai a casa una settimana, un coppo di pane, voglio mare. E invece tu... Il link del nuovo canale lo trovate nella descrizione. Ci cliccate sopra e vi iscrivete. Ya, voglio- chi è che si ricorda questo? Casa, va Maria, mano, birra, sopra, e a regina, ricceretta, Leva leva buoni buoni pila pilapietta. pietta, Salvatore, non bella, che fatichi dalle Questa è vecchia, voglio, questa è vecchia. Studia, pisce, mette prese, spicce, fai una nuotata sana, in coppa messenger, Salvatore da Fragola e Voglio Maria meno da di 150 Una iscritti. granita alla mente, poi un selfie a San Martino. Troppo solo 4 mesi fanno già morire in casa, però pate assai geloso. Questi nuova da sta cosa. Mentre la mamma È accompagna, bellissima è questa, cucina vedi? troppo bella. A non meno che una festa, e tu porti il pasto. La Maria Salvatore è nato un amore. Salvatore è un elettricista E Maria Arrangia fa l'estetista. è una coppia come fa invidia tra La mia anni stanno a scusare. Questa qua, va giù, vabbè. Daniele Musiani. Questo è esagerato, va giù. Vai, vai. Finalmente c'è capito tutta la situazione. Come rega frate ma manduce è ricchio. Soffrente si è felice a Me me. che me ne importa. Già gerito sulla mente Armando sta d'accordo. Armando, tu vai sempre girando ma senza mutante che può combinare. Vai con le mani, vai con le mani. Armando, ma sta buona soltanto se ne vai cacciando rinda come guai. Siente sempre di schemine e vai pazzo per bagnine come non capisco io Conosco fa la maggiore, ma con mangia fa. Ma con mangia fa. la pizzini Torna perché vuoi pari, madonna, non te lo metto proprio. Non stai perdendo pure, torna perché vuoi chiappare. Perché vuoi chiappare. Ma voglio stare con Nico, con Federico e poi Enrico. Una d'amica e una d'ancora. Mi voglio stare con Ciro, con Casimiro, un bello nero, ma chi ne vire con una d'ancora. Allora, qua gli sta arrivando una canzone bella. Allora, ragazzi, il link del nuovo canale YouTube è nella descrizione. Iscrivetevi
E intanto mettiamo la canzone del secolo. Questo è proprio, cioè questo voglio vedere proprio la chat che esplode e arriva a 1000 iscritti in 3 minuti, il tempo che finisce sta canzone. Ce la facciamo? Link nella descrizione, faccio partire sta canzone, voglio vedere 1000 iscritti quando finisce. Meno di 100 iscritti, vai! Vai! Mamma mia. Poesia questa canzone, è poesia. Sto cutre a ruimis, e già mi sento accisa. Tu sei una pervertita, tant'è che ormai sto tutto impaurita. Ma attacca che manetta, all'angolo voletta, e poi mi scippa un bietta. Ma tutto un bacio e sigarette. Sinato zo, snato zo, snato zo, Mille iscritti, vai giù. A Daphne la canzone ma sta 1000 iscritti. Ma chi mi ha fatto fa? Steve meglio a casa con mamma. E non ce la faccio più, faccio firma quando ci stai tu. Sinato zo, snato zo. Sta finendo la canzone, ragazzi, mancano 80 iscritti. Ma che figure merda, tu dici non fa niente, vabbè però fa la scivola tremenda. Se non mi zeffine e po', forse sono io sbagliato. Meno 70 iscritti, ragazzi. Una grande malata. Ma chi mi ha fatto fa? Steve meglio a casa con mamma. Arriviamo a 1000. Quando ci stai tu. Link nella descrizione. Ce la facciamo, vai. Ma meno 40 iscritti. Meno 40, ragazzi. Non ce l'abbiamo fatta, porca troia. Porca troia. Allora facciamo così. Facciamo così. Ecco qua. Entro la fine di questa canzone 1000 iscritti dobbiamo arrivare. Riesce mattina, lo schizzo in capo, è Carolina che fa bucata, che sta inzavata, manca se trasa, sti cazzatina, si non lieva sti panna, sai che battute, io posso le mutande, da spannegliate, quando torna va spesi, non voglio vedere tutta l'acqua che scorre, va bassa tu me, non sto male cagapa, tenga pressione a 200, e mo fa finta niente, sta mazzesco da spezzare. Allora, Carmen, ma che succede? Sto quieto, manca a casa mia, io ci spasso corrente. Rimane sposa figliezzi Maria, ma tu sei una fedasciata. E quando parla tutto sull'aria, giuri tu sta scendendo una gabbia. E a cominciare la mattina, taccia frustratina. Meno 30, ragazzi. Link nella descrizione. Iscrivetevi.
concetto con un animale. Mo se fanno un casino abbasciato me, per mezzo che sta a pagare. Ti stai sbattendo come se tu ti mandasse. Non sei alla mia altezza, io c'ho troppa classe. Tu ti senti troppo meno 20, vai giù. Stai sicuro che pure essa per trascina? Calma, ma che succede? Non sto quieta, manca a casa mia. Meno 20 iscritti. Rimane sposa figliezzi Maria. Ma tu sei una fedacciata. E quando parla tutto sull'aria, giuri ti sta scegliendo una gabbia. E a cominciare la mattina t'ha frustrazione. Vai giù, sta fornendo una canzone. Vai giù, meno 10 iscritti, vai giù. T'ambiente sempre ma t'ha già fatto buono troppi voti, ma basta. Con una gamba mi do nervosismo non passa. E non so violento ma vai giù, meno 7. Maronna tanta e te t'ha già frustrazione. Vai, vai! Vai, 3! La già mettere, aspettate, la già mettere. Quando io cesso è come si sente brutto. After my sentence, but committed no crime. Mi stacca una diretta, sono sicuro, dei copyright. I've had my share Le mani al cielo! We are the champions, my friend again. and we'll give our fighting. We are the champions. We are the champions. No time for losers. We are the champions of the world. L'emozione, vai giù, proprio l'emozione, vai giù. Ma si è scongiugato tutte cose, l'emozione proprio, mamma mia. Ma mo greca, va a 1010, poi a 1000, va a 1010, ma non è che mi sta a pigliare per culo. Aggiorniamo un po' la pagina, vediamo un po'. Vediamo. 1010, ce l'abbiamo fatta. Siete una squadra fortissimi, veramente siete esagerati. Alziamo la coppa al cielo. Ice Red l'MD 90 centesimi. Vai. Ragazzi, da domani, allora io ho ordinato questa telecamera qua, ve la faccio vedere. Infatti ha già acquistato questo articolo, vedete questa qua. E creiamo mandati prezzi 368. Il ho pagato 3,34. Gesù. Scusate, aspettate un attimo. Sì, 3,34. Sì. Vabbè, comunque non lo so perché. Non lo so. Ha pagato più pochi. Non riesco a capire perché. Vabbè, ho ordinato questa qua per fare i vlog. Ho visto comunque video e audio bello. Si sente bello, si vede bello. Ah, il litigio rap. Ah, non ve l'ate scordate. Che lo stivano aspettando. Che lo volevano voi. Il litigio rap. Lo sapevi, non sapevo scordare. Allora. Io tengo due messaggi vocali. Voi sapete come funzionano i TG rap di Carolina, no? Funzionano che inizialmente che lo s'appiccica, scema a me, scema a te, scema e poi Carolina si incazza. Ok? Voi volete sentire un pezzetto della parte quando sta calma o quando sta incazzata? Sicuramente quando sta incazzata, già è una domanda incazzata.
Tutto, no, tutto non posso. A parte che la registrazione si ferma da poco, si ferma perché poi l'ho continuato a scrivere dopo. Quindi preparatevi, ve lo faccio sentire, ok? Allora, Parte aspetta. Carolina con Aspetta, si è bloccato WhatsApp. Ve lo giuro, si è bloccato WhatsApp. Aspettate. Narina, Ok, sei pronti? Carolina con la parte incazzosa. Narina la masculino ci sta fin da stilicone, sta cagaglia arracanata, va chi vecchio in tutti i pone, nella latrina, chi te vive, fumma cose chi ne si, io scassi con sotella, si vatte, non mi crede, uè chi ne corna, e come parla bella, te presentate buone, si non scarta le sattelle, pigli dall'applauso, signori e Carolina, con moglie coppo cessa, e prima mattina. A prima mattina. Basta, ve l'ho detto, fa sentire, ma basta, con voi di coppo c'è sta a prima mattina, ma basta. Basta. Ma poi ho scritto altre cose, cioè ci sono altre rime qua giù, ve le leggo io. No, aspettate, voi verite, cavolo, non è cosa. Voi vedete di qua, devo mettere la mia faccia, se voi se non leggete tutto quanto. Eccolo qua. Ve lo leggo io, leggo due cose così, tipo le più... Allora, questo... aspettate. Allora, c'è una rima che fa Carolina, no? E dice: stavolta stai sbagliando, la conferenza non da piglia. E capite, busto i pirati che l'offino coniglio. Cioè, per far capire, cioè, il rima che fa Carolina, ma che fa? Stavolta stai sbagliando, la conferenza non da piglia. E capite, busto i pirati che l'offino coniglio. Ormai ti fatta vecchia, sta tutta consumata, che i soldi della pensione una nicchia l'hai catata. Cioè, all'offino coniglio. Cioè, chi è che va a pensare un coniglio che fa l'off, capisci? Però è così. È proprio così, proprio così. Un coniglio, pure il coniglio comunque fa la loffa. Pure... Questo qua lo registriamo la settimana prossima, penso che esce... rimane già la settimana prossima, quindi in settimana lo registriamo, penso, e poi lo facciamo uscire per l'altra settimana, credo. Però poi prima di questo, prima del litigio rap, deve uscire un altro video ancora, che non mi ricordo se tengo più computer. Sì, mi pare che tengo più computer, ma non me lo posso fare perché lo devo pubblicare in questi giorni. E niente, ragazzi, io vi ringrazio veramente perché per me, no? Per me iniziare da capo, io tengo le stesse emozioni, le stesse cose quando ho cominciato a fare i video proprio e quando vedevo che la cosa andava bene. Quindi con questo secondo canale sarà comunque uguale, no? Ma faccio due cazzo e come cresce ancora. Comunque sarà uguale, no? Per me. Ed è bello, è bello. Quindi domani mi arriva sta telecamera. Faccio già un vlog a volo, vedo di farlo come presentazione, come cosa. E niente, buonanotte a chi va a dormire. Ciao Nico. Ciao chi è che andava a dormire, non mi ricordo, ho letto prima, non mi ricordo. Grazie veramente a tutti quanti comunque. Cioè veramente siete incredibili e siete esagerati. Siete esagerati. Ma oggi avrei solo come già disattivo le notifiche perché mi arrivano... Maronna. Mi arrivano le notifiche ogni volta che si iscrive qualcuno. Come faccio? Come si fa? Non lo so. Non ne ho idea perché mi arrivano le notifiche ogni iscritto, vai giù. Va bene. Comunque, va giù, io vi ringrazio, grazie a tutti quanti. Il momure si è cuccato perché chiaro si è fatto. La faccia del pisello. Vi voglio salutare, vi ringrazio veramente con tutto coro, grazie veramente assai. Per chi non mi segue su Instagram è molto importante, seguitemi anche su Instagram perché
lo uso assai, cioè la cosa che uso di più insieme a YouTube, eccetera, eccetera. Instagram lo uso proprio assai e poi rispondo a tutti. Finché ce la faccio, non è che rispondo, capito? Però comunque più sto a contatto con le persone, più rispondo, più parlo e più riesco a fare. E su Instagram scrivete Carmine mi piace, vedete, mi trovate subito. Quindi io vi auguro veramente una dolce notte. Ciao Jessy, ciao Bello Figo, ciao Tim, ciao Rita, ciao Maria, ciao Luca, ciao Christian, ciao Carmine, ciao Checca. Un bacione a tutti quanti e grazie, un grazie veramente enorme proprio. Va bene? Vi mando un bacio, fate i buoni, andate a dormire, un bacio di Zuzzi Monelli, mi raccomando. Ciao, voglio.